buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Morta a Vienna un'hostess palermitana caduta dal balcone del terzo piano. Interrogato il fidanzato. Giorni fa c'era stata una lite tra i due, dicono i parenti della vittima. Non crediamo al suicidio. Catania, l'inquietante retroscena del ferimento a un occhio della 18enne Annesima. A sparare, lui dice involontariamente, il fidanzatino di 14 anni che era stato allontanato dai genitori e affidato al servizio sociale del comune. I due convivevano in un appartamento occupato. Il sequestro da 50 milioni a un imprenditore gelese condannato per mafia è esempio di come agisce Cosa Nostra oggi. Non spara più ma ricicla la montagna di denaro della droga infiltrandosi nell'economia legale e impadronendosi di aziende e imprese. Caldo e caos. A Catania è un cantiere aperto il solarium del Nautico, mentre a San Giovanni Licuti la piattaforma è fruibile, ma i bagnanti non sono affatto soddisfatti. Pedofilia, 3.000 minori denudati in rete dall'intelligenza artificiale in soli 6 mesi. L'allarme arriva dall'associazione siciliana Meter, che ha presentato a Roma il primo dossier nazionale. La carenza di sangue per trasfusioni in Sicilia è più grave soprattutto d'estate. L'appello dei donatori è un gesto che salva tante vite. Esempio virtuoso, Ragusa. Agrigento, capitale della cultura, ricorda Falcone e Borsellino. Al Teatro Pirandello inaugurata una mostra fotografica dell'ANSA che racconta la vita dei due magistrati e il loro sacrificio nella battaglia contro la mafia. Calciomercato, prime mosse delle siciliane di Serie C. Il Catania valuta profili già considerati a gennaio. A Trapani invece si lavora per ingaggiare il portiere. Bentrovati, è giallo sulla morte a Vienna di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta dopo essere caduta dal balcone dal terzo piano. I parenti dicono non si è suicidata. Sotto interrogatorio il fidanzato della ragazza. Il servizio di Marco Gullà. Mia cugina non si sarebbe mai suicidata. È giallo sulla morte dell'hostess di volo palermitana Aurora Maniscalco, trovata morta a Vienna nella notte tra sabato e domenica. La giovane palermitana aveva 24 anni, era un assistente di volo e aveva lasciato la casa della sua famiglia nella zona del CEP in Viale Michelangelo per andare a vivere a Vienna e lavorare per la compagnia aerea Lauda Air. Nella notte tra sabato e domenica è stata trasportata in condizioni disperate in ospedale, dove poi è avvenuto il decesso. È precipitata dal terzo piano di una palazzina a Vienna. Nell'abitazione, in base a quanto ricostruito, si trovava il suo fidanzato, un 27enne, che lavora per un'altra compagnia aerea e che è stato interrogato dalle autorità austriache. Non crediamo assolutamente che Aurora si sia gettata, che abbia fatto un gesto così terribile, ripete la cugina. I genitori, divorziati, hanno raggiunto la capitale austriaca dopo essere stati contattati dall'ambasciata italiana. Alcuni parenti della ragazza raccontano di una relazione tormentata. Nei giorni scorsi c'era stata una lite tra i due, dicono. Nessuno di noi crede che si sia trattato di un suicidio. I genitori di Aurora in queste ore, su consiglio del loro legale, si stanno recando in un commissariato a Vienna per sporgere denuncia contro ignoti. Soltanto ieri il fidanzato della ragazza avrebbe consegnato il cellulare della giovane al fratello. Catania, si cerca ancora la pistola che ha ferito gravemente, togliendole la vista a un occhio, una ragazza di 18 anni Annesima. Un tragico gesto del compagno di appena 14 anni e sullo sfondo il disagio giovanile che soffoca le periferie. Ne ha recentemente parlato in queste ore proprio il presidente Mattarella. Disagio tra abbandono e illegalità nelle periferie in tutta Italia. Eva Spampinato.
Una pistola che ancora non si trova, una fuitina come da tradizione della Sicilia di un tempo, una bugia per amore, forse per paura, per coprire un gioco finito male, anzi malissimo, con lei che perde la vista da un occhio a causa di un colpo esploso per gioco. Un gioco pericoloso che esprime tutto il disagio sociale che c'è dietro questa storia. La cronaca è degli scorsi giorni, una 18enne viene ferita al volto da un colpo di pistola partito accidentalmente dal compagno minorenne. All'inizio si parla di una pallottola vagante, ma la verità viene presto a galla. I due vivevano insieme in un appartamento occupato abusivamente nel quartiere di Nesima. Lui maneggiava una pistola giocattolo modificata, diventata letale. Ecco cosa succede quando l'infanzia finisce troppo presto e il contesto sociale accetta che una ragazza di 18 anni vada a convivere con il fidanzatino di 14 anni. Questa l'età del ragazzo che pochi giorni dopo l'accaduto ha compiuto 15 anni. È già noto alla procura perché proveniente da un contesto sociofamiliare disagiato e affidato al servizio sociale del comune di Catania per l'attuazione di un progetto educativo nell'ambito di un procedimento civile per la decadenza della responsabilità genitoriale. Succede che l'amore diventa una fuga, la scuola si abbandona, le case si occupano, le armi si modificano e le bugie a volte cercano di coprire l'inevitabile. A Catania, come in molte periferie italiane, il disagio giovanile è diventato una bomba silenziosa. Intanto le indagini dei carabinieri continuano, l'inchiesta è passata alla procura dei minorenni. Ad Acireale chiariti dagli investigatori modalità e responsabilità nella maxi rissa in Piazza Duomo tra una ventina di giovani. La polizia ha denunciato 4 ragazzi che hanno aggredito 2 egiziani per vendetta amorosa. Emanuela Corsi. Una vendetta amorosa. Sarebbe questa la causa della maxirissa scoppiata ad Acireale giovedì scorso nei pressi di Piazza Duomo. 4 giovani accesi, 2 ventenni, un 19enne e un 21enne, sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti ad offendere nei confronti di 2 egiziani. Alla base della spedizione punitiva, una frequentazione avviata da uno dei 2 stranieri con una ragazza di Acireale a cui era interessato anche uno dei giovani aggressori. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la violenza si è sviluppata in pochi minuti, in pieno centro, quando dalla vicina via Davì è arrivato il gruppo composto da 20 ragazzi che si è scagliato contro uno dei 2 egiziani che si sono dati alla fuga. Gli aggressori non hanno desistito e si sono messi alla ricerca dei 2 coetanei, individuandoli in Corso Umberto. Lì si è consumata la scena violenta che vediamo in queste immagini registrate con un telefonino. Per difendersi, uno dei giovani aveva in mano un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria nel tentativo di tenere distanti gli aggressori. Il giovane ha immediatamente messo il palo a terra non appena intervenuta la polizia. I 2 aggrediti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove a uno dei 2 è stato riscontrato un trauma cranico, ferite all'emitorace e all'addome con prognosi di 15 giorni. Sono al vaglio degli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli altri responsabili dell'aggressione, ai quali potrebbero essere applicati anche provvedimenti amministrativi come il DASPO urbano. La mafia si infiltra sempre più nell'economia legale e arriva a dominare e a impadronirsi letteralmente di imprese dove ricicla il denaro accaparrato a miliardi con il traffico di droga. L'operazione di ieri a Gela, a Caltanissetta, Gela, insomma, operata dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto le mani della mafia sul mercato ittico, è l'esempio più evidente delle nuove sfide di Cosa Nostra che non spara più. Roberta Lunghi. La mafia che si trasforma e che si infiltra nel tessuto dell'economia legale, fiumi di denaro provento del mercato della droga che confluiscono in altri settori, riciclandosi. Il sequestro da 50 milioni di ieri della Guardia di Finanza di Caltanissetta nei confronti di Emanuele Catania, imprenditore gelese riferimento della famiglia mafiosa Rinzivillo, il re nel settore della commercializzazione di prodotti ittici su scala internazionale, è il frutto di indagini che raccontano il metodo mafioso di questo tempo, la capacità persuasiva della mafia che fa breccia al cospetto di imprenditori, magari impossibilitati a pagare tangenti, ma in alcuni casi più permeabili a concedere partecipazioni all'impresa, fino a fare spadroneggiare i mafiosi. Le nuove frontiere per le organizzazioni criminali sono date dall'utilizzo
distorto degli strumenti tecnologici o dall'utilizzo distorto delle nuove dinamiche di carattere economico. Pensiamo alle opportunità di operare transazioni in maniera opaca, non trasparente. Pensiamo ad esempio al mondo dell'evasione fiscale, che viene sempre percepito come qualcosa di lontano dalle organizzazioni criminali, ma in realtà genera anch'essa dei frutti di carattere illecito che vengono reimpiegati all'interno del circuito legale. Pensiamo alle possibilità di costituire società in paesi ancora oggi offshore. Proprio all'estero, in particolare in Marocco, Emanuele Catania, già condannato negli anni 90 per associazione mafiosa, poi è assolto e nel 2024 confermato colpevole in Cassazione, aveva acquisito il controllo della società Gastronomia Napoletana, in cui, come confermano le indagini, la gestione era affidata solo ai mafiosi, che imponevano le loro forniture di pesce, monopolizzando praticamente il mercato. E sono 382 in tutto le persone denunciate in Sicilia per il riciclaggio di cui ha appena parlato il generale Raimondo, e 50 di loro sono state arrestate. E sempre dall'inizio del 2014 vediamo adesso a che punto è la lotta all'evasione fiscale nella nostra regione e quali altri reati economico-finanziari contrasta la Guardia di Finanza. Manlio Viola. Ammonta a 100 milioni di euro l'evasione fiscale o il profitto dei reati tributari scoperti in Sicilia nel 2024 e nei primi mesi del 2025. È il bilancio di attività della Guardia di Finanza, che ha condotto ben 8.800 indagini nel settore tributario che riguardano la Sicilia. Sono ben 48 le imprese per le quali è stata chiesta alla magistratura di applicare la chiusura coatta dell'attività, 47 le persone arrestate per reati tributari a fronte di 1.237 denunciati. Ma ci sono anche ben 133 frodi sui fondi europei in questa statistica preoccupante. Sono numeri allarmanti quelli che riguardano il sommerso nell'isola. Durante le indagini sono ben 664 le imprese o i professionisti che operavano ma erano del tutto sconosciuti al fisco che sono stati scoperti. Ma le indagini per evasione non hanno riguardato soltanto l'isola. Con base in Sicilia sono stati scoperti anche ben 33 evasori internazionali. Drammatica la piaga del lavoro nero irregolare, con 3.970 lavoratori scoperti durante le indagini e le ispezioni. Oltre alle tasse ordinarie, importante anche l'evasione delle accise, ben 416 gli interventi in questo settore ed altri 714 nel settore doganale, con 32 persone denunciate per contrabbando e 5 tonnellate di tabacchi sequestrati. Infine il gioco d'azzardo, con 212 denunciati e 122 punti di raccolta scommesse illegali individuati. Porticello, dopo il relitto, oggi tocca all'albero della Bayesian tornare a galla, ma restano ancora tanti misteri attorno al naufragio del veliero un anno fa. Lorena Docci. Da 49 metri di profondità al largo di Porticello sta per tornare a galla l'albero del Bayesian. Anche in questo caso la società TMC, che coordina le operazioni, sta utilizzando dei robot che l'avevano tagliato in più punti. Era quello che, con la sua altezza di 75 metri, vanto del mega yacht, si stagliava nella bufera notturna, ancora visibile prima di reclinarsi in pochi secondi e naufragare, trascinando a fondo 7 persone, tra cui il proprietario del veliero, il magnate inglese Lynch, e la figlia diciottenne, 15 sopravvissuti alla tragedia del 19 agosto scorso. Un elemento fondamentale per le indagini, perché, secondo alcuni esperti, proprio l'altezza eccezionale e la presenza di un solo albero possono avere diminuito la resistenza ai venti impetuosi. Ma altre risposte arriveranno dall'esame del relitto recuperato sabato e messo a disposizione delle autorità nel cantiere dei Termini Imerese. Ad un primo esame lo scafo non sembra presentare falle nemmeno sulla parte finora nascosta. Portelloni e boccaporti sono stati trovati chiusi. Resta quindi il mistero sul punto da cui è entrata l'acqua. Nel frattempo verrà svuotato il serbatoio con 18.000 litri di carburante. Solo tra 15 giorni i periti potranno entrare all'interno per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Le indagini vogliono trovare le cause della tragedia, circondata da un alone di mistero e da varie teorie. Le ipotesi vanno dagli errori umani a quelli di progettazione al comportamento dell'equipaggio. In 3 sono indagati dalla procura per omicidio plurimo e naufragio colposi, a partire dal comandante. In ballo ci sono risarcimenti da circa 150 milioni di euro. Caldo e caos. A Catania è un cantiere aperto il solarium del nautico, mentre a San Giovanni Licuti la piattaforma è fruibile, ma i bagnanti non sono affatto soddisfatti, e vediamo perché con Tonino De Mana.
È caldo, è molto caldo. Troppo. Adesso cosa bisogna fare? Bisogna fare un bagno. caldo, sole a picco e tanta voglia di mare. L'estate catanese entra nel vivo, ma al momento non regala tante soddisfazioni agli amanti della tintarella, dispensando invece disagi, incomprensioni e caos. E mentre la piattaforma del nautico ad Ognina è ancora un cantiere aperto, probabilmente aprirà giovedì, a San Giovanni di Cuti è tempo di primi bagni. Finalmente il solarium è pronto. Oh sì, grazie papà. Annodare. Operai al lavoro per completare i servizi e bagnanti impegnati in slalom per raggiungere la già affollata piattaforma. In molti saggiano la struttura, ma non sembrano fare salti di gioia. Il solarium non è finito, è fatto malissimo. Nelle discese ci sono i tubi che ti impediscono di scendere. C'è l'ultimo gradino che è pericolosissimo perché è spaccato, è rotto. Mi creda, è pericoloso scendere in acqua perché non è stata fatta bene la discesa. Gli scalini dovrebbero essere più lunghi, che arrivano più lontano perché la arrivano solo sugli scogli. Se uno scende scivola. Mancata programmazione, anche se hanno programmato, poi non so se si danno certi lavori a certe... non lo so. Io penso che qua non è giusto perché succede una cosa e uno si fa male, chi è la responsabilità? Attorno al solarium e alla passerella per disabili balzano all'occhio la sporcizia, resti di cantiere e i ferri arrugginiti lasciati a se stessi sulla caratteristica scogliera. Capitolo playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3. Nei prossimi giorni toccherà la 2, solo a quel punto l'estate potrà decollare. A Palermo, davanti al Teatro Politeama, un gazebo dell'azienda sanitaria per consigli contro il caldo, più che mai utili in giornate come quelle di oggi. Marco Gullà. A Palermo e in altre parti della Sicilia oggi si supereranno anche i 33 gradi e siamo solo al 24 giugno, in molti diranno. Sarà un'estate calda, rovente. E allora i consigli per fronteggiare il caldo sono svariati. Questa mattina a Piazza Ruggero VII a Palermo l'ASP6 ha fornito consulenze gratuite e ha distribuito materiale divulgativo con raccomandazioni per le fasce più fragili della popolazione: anziani, bambini, persone con patologie croniche. Noi diamo delle indicazioni per prevenire, proprio per limitare gli effetti del caldo sulla salute, voglio dire. Quindi sono più che altro possiamo essere vittima dei nostri comportamenti, quindi basta migliorare i propri comportamenti e così possiamo ridurre gli effetti del caldo sulla salute, soprattutto alle persone fragili, i piccoli, più piccoli di 4 anni, fino a 4 anni di età, e le persone anziane. Ed eccole alcune regole da seguire: evitare di svolgere attività fisica nelle ore più calde, evitare di sollevare pesi, indossare indumenti chiari non aderenti di fibra naturale, bagnarsi con acqua fresca in caso di mal di testa, bere tanta acqua e ovviamente una dieta equilibrata. Bere molta acqua in modo da reidratarsi in maniera adeguata, fare dei pasti più piccoli e frequenti, cercare di mangiare in maniera più, tra virgolette, leggera, quindi evitare dei cibi che appesantiscono, che sono molto elaborati. Mangiare molta frutta che contiene grandi quantità di acqua e ci permette di reidratarci insieme ovviamente all'apporto idrico in maniera sufficiente. Consigli fondamentali per trascorrere un'estate serena. Magari un bel bagno a mare? Anche un bel bagno a mare non guasta, anche per l'umore. Quello ci sta sempre. Lotta alla pedofilia. 3.000 minori pensati e denudati dall'intelligenza artificiale in rete in soli 6 mesi. È un allarme che arriva dall'associazione siciliana Meter, che ha presentato a Roma il primo dossier nazionale. Il fondatore, Don Di Noto, chiede che si intervenga con leggi più severe. Francesco Loi. Partire dalla foto di un minore vestito facendolo diventare nudo. Tutto ciò è possibile con l'intelligenza artificiale. In soli 6 mesi, in Italia, quasi 3.000 i bambini spogliati con questo sistema. La denuncia arriva dall'associazione siciliana Meter.
la pericolosità dell'intelligenza artificiale favorisce la pedofilia, la pedopornografia per quanto riguarda sia l'adescamento dei minori come anche la possibilità di essere sfogliati con il deep nude. Il primo dossier sull'IA lancia un vero e proprio allarme. I pedofili della rete ormai si affidano anche ai chatbot, con cui ha interagito il 92% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Non si accorgono che stanno parlando con l'intelligenza artificiale, però cadono in una trappola anche emotiva dove è possibile adescarli e certamente manipolare la loro innocenza. Il 52% dei giovani non riesce a distinguere un video falso da uno reale, ma più di un ragazzo su 2 si dice pronto a denunciare. Per Don Fortunato Di Noto, che da anni si batte contro la pedopornografia, bisogna intervenire subito. Cosa fare? Bisogna impegnarsi sempre di più. Prima a livello legislativo è necessario delle norme che regolano attentamente in maniera etica l'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale, come ha detto Papa Leone, solleva inquietanti interrogativi, una sfida dei giorni nostri, che quasi certamente sarà oggetto della sua prima enciclica. Cambiamo argomento. La carenza di sangue per le trasfusioni in Sicilia è più pesante soprattutto d'estate. Ecco l'appello di un donatore: donate sangue, è un gesto d'amore che salva tante vite. Giusy Lazzara. Tempo d'estate si ripresenta puntuale l'emergenza per la carenza di sangue. I donatori ci sono, ma non abbastanza a far fronte alle richieste che arrivano soprattutto da Palermo, Catania e Messina. Da anni impegnato da donatore, Riccardo Rossi della Comunità della Divina Volontà di Palermo lancia un appello. In Italia e in Europa manca il fabbisogno a ben il 30%. L'Italia, per colmare questo gap, va in America a prendere il plasma a prezzi molto elevati. Ebbene, tutti quanti noi dobbiamo diventare donatori per evitare questa situazione. Quindi noi possiamo, con quest'atto d'amore, salvare tante vite. Unico esempio virtuoso Ragusa, che riesce a coprire 1/5 di tutto il fabbisogno della Sicilia. Quest'anno si conferma il trend positivo con 130 donatori per 1000 abitanti. Ma ci vuole un cambio culturale, dice l'Avis, che indica chi può donare. Basta avere 18 anni, basta pesare più di 50 kg, basta essere in buona salute e soprattutto utilizzare stili di vita sani e positivi che possano permettere il dono, quel dono che diventa necessario a quelle che sono non soltanto le malattie o i malati bisognosi di cure, ma serve anche per fare prevenzione. La Regione ha istituito 3 giornate dedicate alla donazione di sangue, il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 di settembre. Agrigento, capitale della cultura, ricorda Falcone e Borsellino. Al Teatro Pirandello è inaugurata una mostra fotografica dell'ANSA che racconta la vita dei 2 magistrati e il loro sacrificio nella battaglia contro la mafia. Davide Sardo. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, rende omaggio a Falcone e Borsellino. Una giornata dedicata alla memoria dei 2 magistrati uccisi dalla mafia insieme a Francesca Morvillo e agli uomini e donne della scorta nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Nell'atrio del Teatro Pirandello, inaugurata la mostra fotografica dell'ANSA, l'eredità di Falcone e Borsellino, a cura dei giornalisti Francesco Nicastro e Franco Nuccio. L'idea di realizzare questa mostra nasce proprio per raccontare ai ragazzi, agli studenti, a chi ancora non era nato in quella terribile 92, chi sono stati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la loro vita, il loro impegno professionale, il loro sacrificio e soprattutto che cosa hanno rappresentato per la storia del Paese 2 magistrati che hanno cambiato il modo di combattere la mafia e la criminalità organizzata. Un percorso toccante che ripercorre le vite parallele dei 2 giudici dall'infanzia alla tragica fine grazie agli scatti privati delle famiglie e alle immagini d'archivio. Un tributo alla memoria, ma anche un invito a non dimenticare. Mostra dell'ANSA ad Agrigento. È il momento della nostra pausa, tra poco il calciomercato con le prime mosse delle siciliane di C. Vi aspetto, a tra pochissimo.
calcio si cominciano a muovere sul mercato le siciliane di Serie C. Il Catania guarda a profili già visionati a gennaio. Il Trapani sta valutando il portiere e oggi a Siracusa arriva il tecnico Turati per fare il punto con la società. Francesco Triolo. È un Catania attivo in questi giorni su più fronti, calciomercato, ma non solo. Il club del presidente Pelligra, dopo Zarpane e Pastore, che verranno ufficialmente presentati domani mattina, avrebbe già definito altri accordi per rafforzare altre aree della società. Sul fronte giocatori invece vengono rilanciati da più parti alcuni profili già trattati nel corso del mercato di gennaio, quando il direttore sportivo Ivano Pastore era già operativo in seno alla dirigenza nelle vesti di collaboratore dell'area tecnica, dagli esperti attaccanti Finotto e Comi a Bruzzaniti, 24enne che al Pineto lo scorso anno ha fatto benissimo. Accostato al Catania c'è anche Gennaro Anatriello nell'ultimo campionato in Sicilia tra Messina e Trapani, ma di proprietà del Bologna. Cominciano a farsi nomi anche per i Granata, che lavorano sempre al ricorso al CONI per la penalizzazione. Se Seculin dovesse, come sembra, rimanere al Modena, per difendere la porta trapanese potrebbe tornare d'attualità il nome di Krapicas, lo scorso anno al Messina e già a gennaio tentato all'ex DS giallorosso Pavone. Con la retrocessione della CR potrebbe concretizzarsi. Per l'attacco invece il Trapani punta a Francesco Grandolfo, classe 92, reduce dall'esperienza di Monopoli. Oggi a Siracusa invece rientra mister Turati ed è previsto subito un vertice con la società, col presidente Ricci e il direttore Guglielmino. In agenda il mercato e il ritiro precampionato che dovrebbe svolgersi quasi certamente in provincia. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.